Biglietti esauriti da un pezzo e lo stadio Euganeo si scopre ancora una volta adatto ai megaconcerti. Solo a giugno altre 3 serate di successo, 2 volte gli Imagine Dragons, 40.000 più 40.000 fans e Zucchero con 25.000 persone tutte sedute. Per Cremonini, come per gli altri concerti, la macchina organizzativa parte al mattino presto, percorsi obbligati, spazi di sicurezza, le prove del suono, ma soprattutto l'attenzione ai fans che arrivano perlomeno da tutta Italia. Brescia. Da Brescia? Siete arrivati con grande anticipo. Per forza. Poi sarà davanti. Qui si sta all'ombra almeno. Sì. Come funziona? Vi hanno dato un numero, giusto? Possiamo guardare. Lei è il numero 8 addirittura, quindi uno dei primi arriverà proprio sotto al palco. Sì. C'era a Verona. Verona. E siete arrivate prestissimo sapendo che era l'orario buono. Sì, più o un meno, quarto. abbiamo- Numero 10, 11, 12. Quindi sarete sotto al palco di sicuro. Speriamo. Con questa temperatura e quest'ombra qua si sta anche bene. Si sta bene, sì. Sapete a che ora apre? Alle 16:30 aprono i cancelli. È il primo concerto di Cremonini che vedete? Per me sì. Di Cremonini, Primo. sì. I più convinti arrivano 12 ore prima, il meccanismo è semplice, ti viene stampato un numero sulla mano, poi ti puoi allontanare dall'ingresso senza perdere l'ordine con cui sei arrivato e che verrà rispettato al momento in cui aprono i cancelli a metà pomeriggio. Brescia, Da Brescia. E siete fans di Cesare Cremonini? super fan. Quindi non è il primo concerto? No, non è il primo concerto, è da anni che lo seguiamo. Dove è già stata a sentirlo? In questo tour a Bologna, sì, e poi andrò sabato a Torino. Da oggi cosa vi aspettate? È uno spettacolo come sempre. Si balla poi sul prato? Sì, sì, tantissimo. Veniamo da Rovigo. Ma fans di Cesare Cremonini o per vedere un concerto? No, fan di Cesare Cremonini. Già visto? No, non ancora, primo concerto. E avete il numero? Siete ottimi direi, numeri ottimi. Abbiamo panini, patatine, acqua. Bene, allora buon concerto. Sole, caldo, affa, lunghe attese, anche questo è il bello dei concerti e non ha età.